Uscite le graduatorie, aperte le immatricolazioni, ma anche pronti ricorsi al TAR per le 30.000 aspiranti in matricole di medicina bocciate in tutta Italia. All'Università di Padova sono 713 gli studenti pronti a immatricolarsi, studenti che hanno superato tutti e tre i test e che si portano dietro il debito in una delle tre materie, fisica, biologia o chimica, ma in Italia già 3.000 persone sono intenzionate a presentare ricorso sostenuti dalla Consulta Nazionale degli Studenti Universitari. Diversi problemi riscontrati, spiega Matteo Greggio dell'UDU di Padova, che punta il dito anche contro la didattica. Abbiamo avuto un semestre filtro che ha rovinato la didattica, con atenei che facevano metà lezioni in presenza, metà lezioni a distanza, università che facevano quasi tutto a distanza, università che facevano quasi tutto in presenza. E poi il problema di fisica, come dice la ministra, non è un problema di fisica, ma un problema che l'insegnamento è stato gestito malissimo. Solo 2 appelli per sostenere un test così difficile resta un numero iniquo, sottolinea ancora Matteo Greggio. Ci sono stati anche casi in cui non c'era corrispondenza tra quello che veniva spiegato in aula e poi i contenuti dell'esame. E poi un altro tema è che appunto per sostenere questo esame c'erano 2 possibilità a fronte degli appelli diciamo normali nelle università, che sono sempre più di 2. Per gli studenti bocciati dal 28 gennaio sarà possibile l'iscrizione a corsi affini a medicina. Nel frattempo la Consulta Nazionale è al lavoro per una modifica dell'avvio della carriera dei futuri medici. Noi vogliamo puntare a un obiettivo sul lungo periodo, che è quello di un'apertura di medicina, un'apertura reale e concreta, che permetta a tutti gli studenti le stesse possibilità di affrontare questo percorso. Per questo ovviamente ci vogliono molti investimenti sulla sanità e sull'istruzione.